Ormai mancano meno di 3 mesi, 27 maggio, penultima tappa del Giro d'Italia, Montelussari. Oggi a Udine, nella sede della Regione, sono stati presentati gli eventi collaterali. Abbiamo qui in rappresentanza del comitato locale tappa Andrea Cainero, Loris Macor, Tarvisiano Doc. Presto ci raggiungerà anche un ospite importante. Sono stati presentati gli eventi collaterali di una tappa che sarà molto attesa. Sì, Andrea, intanto l'emozione di farlo senza il papà che... Più che emozione è una mancanza che dura da tempo già e durerà ancora molto, però come ho sempre detto bisogna lavorare, andare avanti per lui, perché lui ha tracciato il solco e noi dobbiamo proseguire, quindi sarà una tappa fondamentale per noi, per lui e per tutta la regione Friuli Venezia Giulia. 3 principali eventi collaterali, vero? Si parte presto. Si parte il 24 marzo, venerdì, con diciamo, la mattinata, con l'incontro con gli studenti dell'Istituto Bachmann a Tarvisio, quindi il giro per la scuola e poi la serata importantissima al Palazzetto dello Sport Mariano Amalfitana con la premiazione di tanti sportivi, degli sportivi del Tarvisiano, ex grandi campioni del Tarvisiano, e questo perché il territorio del Tarvisiano riconosce l'importanza dei suoi ex grandi campioni ed è giusto premiarli. E poi ci sarà l'evento del 20 maggio del sabato mattina, la pedalata ecologica denominata Together for Lussari. Percorreremo, cioè inaugureremo la salita del Monte Lussari con le bici elettriche, le bici ecologiche, grazie all'aiuto del pedale tarvisiano e dei nostri sponsor Cusic Bike e Fanati. Fermo, appunto, Lussari. Io e te ci siamo stati, Loris Macor, una specie di guru del ciclismo del Tarvisiano. Io e te ci siamo stati in ricognizione con una bici elettrica a fine luglio. Ma che tappa sarà per quelli che non ci avranno la bici elettrica al 26? Sarà una tappa molto dura e con un dislivello di 950 metri su uno sviluppo di 18 km che metterà a dura prova gli atleti. Qua si parla di atleti di primo livello, secondo me sarà una grande tappa che darà il lustro, diciamo, al Tarvisiano, soprattutto al Monte Lussari. Dopo 30 anni, diciamo, che è stata effettuata la mitica Lussari Bike che è nata negli anni, all'inizio degli anni 90 su un'idea geniale di Aldo Segari. Sparami una cifra, quanto tempo impiegherà il primo a fare la salita finale? Parlavo con Daniele Pontoni, i primi andranno sotto i 30 minuti, questo è probabilmente il tempo, diciamo, che è stato individuato. Poi bisogna vedere chi saranno i primi, però questi sono i tempi, diciamo, dell'ultima salita dell'erta finale. Chiudiamo con l'ospite, Renzo Zanetti, sindaco di Tarvisio. Ci racconti un po' l'emozione a 3 mesi dalla tappa? Ma tanta emozione, tanto orgoglio per essere protagonisti di questa penultima tappa del 20° Giro d'Italia. Credo che sia un evento straordinario, un evento voluto tantissimo dal indimenticabile patron Enzo Cainero, e noi come amministrazione comunale lo vorremmo ricordare e faremo delle iniziative proprio per ricordare la sua memoria. Un evento che avrà una caratteristica, porterà tantissimi tifosi, porterà tantissima gente e sarà una vetrina importantissima per la nostra promozione della nostra località turistica. Grazie Sindaco, ci vedremo per i numerosi eventi collaterali. Perfetto, grazie.